Venezia è una città straordinaria, sicuramente andremo purtroppo ad arrecare anche qualche piccolo disturbo alla popolazione, alla cittadinanza e permettetemelo, colgo questa occasione sin da oggi nel chiedere scusa ai cittadini di Venezia, ma siamo sicuri, come già avvenuto in tutte le altre città, che poi quando vedranno la bellezza del villaggio e quello che andremo a offrire ai tanti cittadini che ci verranno a visitare, anche loro ne saranno orgogliosi. Ma io penso che, come in tutti gli incontri con i nostri associati, è di fondamentale importanza creare consapevolezza rispetto al lavoro che Coldiretti sta facendo sia a livello nazionale con l'ultimo decreto legge agricoltura, sia quello che abbiamo ottenuto anche nei mesi e negli anni passati, ma soprattutto la prospettiva futura che vede sicuramente Bruxelles come l'epicentro di un'attenzione che ci dovrà riguardare in termini di strategia nella difesa del valore dell'agroalimentare italiano, delle nostre DOP, nella difesa di quelli che sono quei prodotti che ci hanno sempre caratterizzato e che noi oggi utilizziamo anche un po' come ambasciatori nel mondo. Pensiamo solo al rischio che il settore vitivinicolo potrebbe correre con una forma di etichettatura dove si dice che nuoce gravemente alla salute. La nostra sfida invece è quella che i consumatori e i cittadini abbiano una corretta informazione sulle quantità in termini di somministrazione che possono utilizzare e senza nessuna forma di demonizzazione di nessuna filiera produttiva. Siamo per valorizzare il comparto lattiero-caseario, per valorizzare il settore delle carni, ritornare a dare una centralità al settore cerealicolo, ovviamente non ci dimentichiamo, come dicevo prima, del settore vitivinicolo, insomma una strategia a lungo raggio che dà la possibilità ai nostri imprenditori di ritornare ad avere un giusto reddito che nelle nostre aziende in tanti casi manca da troppo tempo.